Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Siamo su FIFA 14, Ultimate Team. Il Comendone è un po' incazzato, ha appena finito di bestemmiare contro il Milan. Cioè non si può fare 3-3. È vero che abbiamo pareggiato, è vero che ci siamo mangiati tanti gol, però una squadra come il Milan non può giocare così. La mia testa è ancora ferma ai vari Kakà, Sheva, Inzaghi, Rui Costa, Sedorf, Maldini, Cafu, Nesta. Questa gente qua, c'è Van Basten prima, Gullit, Rijkaard, Baresi, Rivera. Non ho parole. Complimenti alla Roma che è prima, veramente mi piace tanto la squadra della Roma ma quest'anno. Tanti bei giocatori interessanti. E niente, pensiamo a FIFA e andiamo. Allora, concentration, vai, Comendone. Allora raga, dominatori sexy la squadra, perché sapete questo è il nome del commento, c'è poco da fare. Abbiamo 500 crediti, però abbiamo 2700 FIFA points, quindi possiamo comprare un bel po' di card oro e vediamo di fare una squadra decente. Ragazzi, l'obiettivo di questo Ultimate Team è chiaramente arrivare in Divisione 1 e soprattutto trovare Andriy Shevchenko Legend, perché so che c'è questi giocatori qua leggenda. Shev è il mio giocatore preferito in assoluto e quindi voglio assolutamente Shevchenko Legend. Speriamo di avere un po' di culo e trovarlo il prima possibile. Adesso non penso sia ancora disponibile questa modalità, vedremo insomma. Vabbè, adesso come squadra ho l'idea di fare una squadra di Serie A, però chiaramente vediamo se certo mi arriva Cristiano Ronaldo, Messi e Falcao o cazzo ne so, Neymar e Bale, non è che cioè, non mi fa schifo, ecco l'idea. E niente, andiamo al negozio. Qua abbiamo delle carte che ci hanno dato con un aggiornamento, cioè con un codice dell'Xbox quando ho comprato il gioco. Sono 4 pacchetti oro e cominciamo. Allora, cominciamo da quello che mi sta più sulle balle, cioè Messi. Vai Lionello. Vai Lionello. Vai veloce, vai veloce, vai veloce. Saltiamo. Oh, bene, allora abbiamo trovato Lambert, Suarez, Airovic e un po' di contratti, e questi servono. E basta, vabbè. Portiamo tutto, invia tutto al club. Vai. Sei sicuro di aver detto al tuo club? Sì, quindi chiaramente dopo me li vendo con calma perché sennò ci mettiamo 10 ore. Quindi primo pacco, una merda. Secondo pacco. Dai, su Arturone Vidal, sono sicuro, qua trovo uno del Milan. Abate trovo, me lo sento. Trovo Abate. No. Però ho trovato Samuel, questo è buono per per la formazione italiana. Molto bene. Un po' di contratti e me li godo. Campionato svedese, madonna. La maglietta e una persona non tanto bella. Bene, molto bene. Ok. Allora, il tuo club, sì. Perfetto. Altro pacco qua, promozione, sono pacchi di merda, pacchi di promozione. Dai, su, Elsha lo vorrei sinceramente, Elsha me lo godo. Dai, trovami il campione. Lionel Messi, no, niente. Allora, Zairanov, Ospina, Guglielmo, Poli che ha giocato veramente bene oggi. Quindi in alto per la squadra italiana va più che bene. Bene, qua abbiamo la League, bene, bellissima. Questo è un campionato sicuramente interessante. Vabbè, invia al club, perfetto. Finora pochi botti, però dobbiamo avere anche pazienza. Pacchetto, vai. Su qua che c'è lo Red Bull, qua troviamo Shevchenko Legend. Vai. Ok. Obraniak, Bradley, altro per Serie A. Sì, niente di esaltante però, E la maglia del Verona, ok, grande Verona. Perfetto. Buono. Quindi abbiamo finito con le card promozione. Adesso passiamo a quelle cattive. Vai, cazzo, un po' di culo. Non ho mai avuto culo in questa modalità. Allora. Questo pacchetto sta nei 12 oggetti, 3 rari. Vai, cazzo. Sì, so come si fa, dai, non... Vai, Comendone. E il primo voglio subito il botto, ragazzi, voglio il botto. Oh,
voglio il botto, voglio il botto, voglio il botto, voglio il botto, vai! Podolski, vabbè, questo lo possiamo vendere. Va bene, questo lo vendiamo e ci facciamo la squadra. Poi abbiamo lo stadio del Borussia, Mestalla e Goodison Park. Beh, possiamo assolutamente vendere un bel po' di giocatori. Buono. Perfetto, questo lo vendiamo subito. Metti sul mercato trasferimenti. Prezzo iniziale, sto qua, un coglione. Mettiamo, facciamo 900 e 1000, dai, insomma. Invia. Ciao. Perfetto. Dai, radami il Falcao. Adesso trovo il Kumenda, trovo il Kumenda veneziano legend. Vai, ti prego. Almeno uno forte lo voglio, cazzo. Dai, almeno uno forte. Regalami il sogno. Siamo qua in diretta. Sain 82. Beh, anche questo lo possiamo vendere. Bene, dai, bene, bene. Bauman, Petrescu, un po' di contratti che me li godo. Serie B inglese. E il Vicente Calvo. Beh, come stadi siamo messi molto bene. Dai, pian pianino. Vedo giocatori da vendere. Possiamo fare un po' di soldi e fare la squadra. Vai, qua che c'è Messi. 150 point. Vai, Comendone. Portacelo a casa, portacelo a casa, portacelo a casa, portacelo a casa. Dai, dai, uno forte, cazzo. No, questa è veramente una cosa di merda. Mamma che gente. Gimenez forse più forte. Un po' di contratti. Modifica ruolo, bene. Questo è infaticabile, quindi queste sono carte nuove da scoprire. Mare della Sociedad e Vasco da Gama. Ok. Beh, finora, dai, non sono strasoddisfatto, però io non ho mai avuto culo per queste robe. Io ho preso prenderò solo sto pacco, se la dura prenderne altri, e che voglio cominciare almeno con un po' di soldi per fare una squadra un po' decente, perché sennò è veramente durissima. Vai, Falcao Legend. No, Falcao niente da fare. Benaglio, Schieber, Narsing, Madonna, ma chi esisti? Ma che cazzo di giocatore ho trovato? Ancora. Lanzi, Emirates. Bene, sono molto soddisfatto. Vai. Tutto il club. Sono pieno di gente da vendere però, Lionello. Vai, dai, cazzo, dai, Comendone. Porta a casa il risultato. Dai, Comendone. Dai, almeno una carta figa la voglio. Niente da fare. Toro Sidis. Fernando. Poca roba. Logo del CSK. Torino. E Spinktker, sto coglionazzo qua. Ok, invia tutto al club. Bisogna avere pazienza. Buono. 150 point. Dai, almeno uno, cazzo. Io capisco avere sfiga, però porca mignota, dai. Dai, un po' di bava. Consigli, bene. Almeno per la portiere della Serie A ce l'abbiamo. Young Ambiwa, madonna che scarso che l'hanno fatto. Questa è una zoccolona, molto bene. E almeno abbiamo tanti contratti. Ombra. Queste sono le carte speciali da capire un attimo, perché visto che ci sono delle novità in questo Ultimate Team. Niente, non arriva, ragazzi, non arriva. Non arrivano campioni. Dai, almeno uno, almeno fammi sognare con un giocatore, cazzo. Almeno uno. Madonna. Signor Valeron, Dagoberto e Vinslot. Mamma mia, ragazzi, siamo messi male, fioi. Un pacco oro gratis. Riscatta pacchetto gratis. E là ci sarà Messi, fioi. È ufficiale. Molto bene. Almeno trovare carte per far su soldi. Questo ho bisogno. Vai. Vai, che qua me lo sento, qua arriva qualcosa di grosso. Allora, Leonardo Silva, Taylor, Renan, Olsen e un po' di stronzi. Ok. Sono proprio felicissimo, cioè la mia felicità è devastante. Vai. Dai, Comendone. Dai che uno lo devi trovare, te lo meriti. Uno te lo meriti, cazzo. Uno te lo meriti. Dai. Un campione della Serie A. Nero però Pereira.
Ma l'over è in 80. Beh, per questo secondo me prendiamo un po' di soldi. Però un nero, dai, vabbè, un nero, contentiamo. Gladiatore. Tutto il club. Vabbè, abbiamo trovato un nero, però proprio una pippa, cioè. Mamma mia. Vendiamoli, cerco di vendere tutti alti all'inizio perché magari è più facile fare soldi, visto che tutti vogliono comprare, e dopo i prezzi si svalutano subito. Dai. Niente, Amelia, Alvarez. Beh, un po' di italiani seriali ho trovati comunque. Maria del Porto. Che c'ho, io speravo almeno un Marchisio, almeno un Pogba, cioè, un El Shaarawy, c'è qualcuno, cioè, non chiedo tanto. Dai, comendone. Portacela a casa, portacela a casa. Cleverly, mamma. Il Cleve, fioi. Il Cleve. Feyenoord, vabbè. Niente di positivo, raga. Niente di positivo. Però così adesso con tutti i soldi poi che vado a prendere mi faccio una bella squadra, anche perché nel secondo video partiamo subito con la prima partita, quindi non dobbiamo perdere tempo, dai. Dai. Vabbè, Hart, bel portiere. Mignolet e destro. Ecco, qua possiamo vendere bene secondo me Hart. Hart e anche Mignolet. Ok. Dai, doppione. Vabbè, scarta. Cioè. Sinceramente questo non può comprare nessuno. Buono, tutto il club. Manca poco ormai purtroppo. Manca poco. Le possibilità di trovare un campione sono sempre più basse. Dai, comendone, portaci a casa il risultato. Dai, portaci a casa un campione. Dai, dai, per voi. Dai, che voglio risultare con voi. Ma vaffanculo, ma chi sei? Ganso, bello, beh, Ganso. Campione del mondo, MLS, niente da fare. Questo lo vendiamo. Scarta. Ora quelli non prende un cazzo. No, aspetta. Boh. Dio mio, quanto l'è dura. Certo che ragazzi, c'è veramente c'è una sfiga di proporzioni storiche. Cioè. Ed è sempre così per il Comendone, non c'è niente da fare. Dai, ribaltiamola. Dai, ribaltiamola! Elmander, Heinz, Agger. Vabbè, questo lo possiamo vendere. Diciamo che devo essere bravo a vendere bene i giocatori. Allora posso farmi un bel po' di soldi e poi andare a fare una squadra degna di nota. Io porto sempre con la Serie A, chiaramente, perché è anche poco costosa, purtroppo non è che ci siano tanti campioni, quindi è anche facile ormai. Dai, uno forte da vendere anche. Ramirez, buono anche questo. Silvio Berlusconi e Victor Ruiz. Ok. Molto bene. Altro giocatore che possiamo scambiare. Dai che pian pianino se riusciamo a fare bei soldi faccio una... Dai, cazzo, regalami un giocatore. Carburante per la squadra. Dai che ci credo. 81 Gomis. Anche questo però è un giocatore da vendere. Predatore. Però l'ebbrezza di un giocatore niente. Proprio non che se... Non c'è speranza. Due pacchi, ragazzi. Più quello gratis che là c'è Messi, è già ufficiale. Quindi là abbiamo già Messi. Vai. Sandro Kuczka, buono. Questo per la Serie A. Certo che non trovo uno figo, neanche proprio pagarlo oro. Vabbè, ragazzi, ultimi due pacchi. It's the final pack. La. 150. Dai. E all'ultimo, dai, ti prego il sogno. Garettone Bale. David Villa, però bene, questo ce lo vendiamo. Un'altra zoccola, bella, bei capelli, complimenti. Ok, qualcosa abbiamo trovato in realtà. Buono, andiamo nel pacco quello... Eccolo qua. E qua c'è Messi, qua è già ufficiale che c'è Messi.
E se c'è Messi veramente... no, dai, è impossibile sui pacchi che regalo. Infatti il pacco peggiore della storia. Va bene. Buono ragazzi, è andato. Purtroppo non abbiamo trovato niente di devastante, però avevo tanti giocatori da vendere. E con tutti quei soldi ci spariamo un bel po' di acquisti e cerchiamo di fare una squadra decente per cominciare l'Ultimate Team. Quindi raga, ci becchiamo nel prossimo video con la formazione già preparata e con la prima partita. Raga, un saluto dal Cumendone, sfigatissimo, veneziano. Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, lo youtubers italiano. Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, lo youtubers italiano.